Le tapparelle abbassate, i giochi in giardino vuoti, alle porte i cartelli affissi dai carabinieri ad indicare il sequestro dell'edificio. Il controllo dei carabinieri di Villorba insieme ai colleghi del NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro con il personale dell'USL 2 è scattato al Nido di Ca, struttura aperta da una ventina d'anni. Gli accertamenti dei militari hanno portato alla luce come l'attività fosse priva della prescritta registrazione sanitaria e delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale di settore. Mancava anche la redazione del documento di valutazione dei rischi e la prevista formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. A quel punto 17 bimbi tra 1 e 5 anni presenti in quel momento nell'asilo sono stati riaffidati alle rispettive famiglie e il servizio sospeso. L'immobile è stato posto sotto sequestro ed è scattata una sanzione amministrativa di 7.500 euro. I vicini raccontano di aver visto ogni giorno i genitori portare qui i propri figli, parlano di un nido molto frequentato e di famiglie soddisfatte per il servizio che veniva offerto da molti anni. Sulla vicenda interviene il sindaco di Villorba Francesco Soligo che ringrazia le forze dell'ordine. Operazioni come questa dimostrano l'importanza di un controllo costante del territorio e della collaborazione tra istituzioni. Continueremo, ha sottolineato il primo cittadino, a lavorare affinché a Villorba siano sempre garantiti legalità, trasparenza e standard adeguati in tutti i servizi. La tutela dei nostri bambini, il rispetto delle regole sono una priorità assoluta per la nostra comunità. Strutture dedicate all'infanzia devono operare nel pieno rispetto delle normative vigenti, a garanzia in primis della sicurezza, della qualità dei servizi e della serenità delle nostre famiglie. Il contrasto a ogni forma di irregolarità è un impegno che portiamo avanti con determinazione.